completamento del programma triennale e elenco annuale dei lavori. Questo è il programma triennale delle opere pubbliche, è uno di quegli atti obbligatori prima dell'approvazione del bilancio, e è quello che detta un po' quelle che sono le possibilità di programmazione e le previsioni del triennio successivo. La Giunta ha adottato le linee di programmazione, l'elenco dei progetti che riteneva di poter portare a conclusione nel triennio 2015-2017 a gennaio 2015. Devono trascorrere almeno 90 giorni dall'approvazione della Giunta all'approvazione del Consiglio. La programmazione del triennio non è che si discosta tanto rispetto a quella dell'anno precedente. Ci sono alcune novità che riguardano due progetti interessanti che sono riferiti a due iniziative nuove che intendiamo sperimentare, che sono i project e financing, realizzazione attraverso ditte private nella realizzazione di opera pubblica. Queste saranno, già abbiamo dei contatti con le società private che si sono adoperate per la realizzazione di tutta il rinnovo dell'impianto di illuminazione del paese e delle frazioni con sistemi innovativi di risparmio energetico. Queste società sono quelle che vengono definite ESCO, che sono quelle che operano nel settore del risparmio energetico, e si finanziano attraverso il risparmio che c'è tra i costi che sono sostenuti oggi per questi impianti e tra quelli che invece risulteranno dall'innovazione tecnologica. Questo GAP finanzia il progetto. L'altro progetto con questa forma è quello della realizzazione dei loculi, il completamento dei loculi di tutto il cimitero. Ed anche qui c'è una ditta che si è dichiarata promotore di questo progetto. Siamo in fase di contatto e si spera nell'anno sia di approvare queste due iniziative con questo nuovo sistema sperimentale. Poi altre iniziative più o meno sono quelle del programma precedente. Io vi leggo quelle che sono nel programma del triennio. Quindi c'è il completamento del cimitero del capoluogo, che è quello che si riferisce ai loculi, la riqualificazione urbana del parcheggio di Viale Roma, la realizzazione di fognatura nel primo stralcio di Viale Granci, che dovrebbe essere quella che dalla piazza della Rocca va fino alle tribune o alla scuola media, perché è quella che genera il fiume quando arriva il temporale sostenuto. C'è una riqualificazione urbana del centro storico, che questo già era nella programmazione precedente, il completamento della sistemazione delle fonti con quella di Voltaia, c'è la conclusione della riqualificazione del crocifisso delle tre case, l'edificazione di piazza Dante Alighieri, e questa qui del palazzo che ha suscitato curiosità di tanti, del parcheggio e della previsione del battimento di barriere architettoniche per l'accesso alla Rocca,
L'impianto di illuminazione pubblica che ho detto, i parchi comunali e le frazioni, è un progetto di arredo urbano che avevamo presentato a fronte di un bando che prevedeva l'utilizzo delle economie derivanti dalla programmazione comunitaria 2007-2013. Questo ce l'hanno stracciato, era previsto 500.000 euro, ce l'hanno finanziato per 130.000 per mancanza di fondi regionali e europei. Il recupero conservativo era quel famoso progetto che all'improvviso si dovette fare perché mancava il centro commerciale, è stato finanziato per 130.000 euro perché non c'è il fondo regionale. Poi c'è il recupero e la ristrutturazione fabbricata all'interno del Siele. Su questo c'è si attiverà una forma di finanziamento attraverso quelle che erano i patti territoriali di area vasta. Noi facciamo parte del patto 2000 che comprende la zona del Nord Gaetano, noi e la Valgorcia. Ci sono iniziative ministeriali che prevedono finanziamenti di progetti che vanno da 1 milione a 5 milioni di euro. Entro settembre c'è la presentazione di queste progettazioni. Il centro di recupero del Siele può diventare interessante perché già con la programmazione passata presentammo un progetto di recupero di un fabbricato del Siele per mettere un cuneo su questa iniziativa, perché dal punto di vista dei finanziamenti la finalità è quella di muovere turismo, muovere attrazioni, muovere qualche cosa che possa portare anche in zona un incremento di attività economica. Certo noi come Amiata, come Piancastagnaio non possiamo competere con Piero, con la Valdorcia, con quel progetto che tentammo di dire. Noi abbiamo una realtà particolare che è l'ex attività mineraria, quindi il punto di interesse dell'Amiata rispetto a questa zona che ha valori diversi dai nostri, l'interesse per quanto riguarda le attività minerarie, il recupero delle miniere, insomma, non fu un progetto che fece storizzare, anzi il fatto che ci abbiano finanziato con questo un primo recupero di fabbricato vuol dire che è una scommessa che si possa anche di progettazione e tempi brevi. Poi c'è sempre previsto, ancora non abbandonata, la realizzazione del teleriscaldamento delle zone piccole di Casa del Conte. Questa è la programmazione e poi una parte di questi progetti verrà messa nell'anno 2015. Non è un libro dei soldi perché non è un elenco esagerato e che non abbia possibilità di essere portato a compimento, perché la maggior parte di questi progetti sono tutti coperti o hanno delle buone possibilità di recupero del finanziamento. Nell'anno corrente, Sì. quanti soldi si pensa di reperire per quali progetti? Tra questo è il piano triennale. Sono 9 progetti. Nell'anno 2015 saranno 9 progetti che sono inseriti nella programmazione e di questi c'è l'Oculi del cimitero che sono possibili, entro l'anno noi affideremo i lavori a questa ditta promotore dell'iniziativa. Il progetto... Lo schema, vero? Abbiamo già stabilito lo schema di quanti posti erano. Sì, sono 376 loculi più 206 che è completamente tutta la... Sono articolati tra il capoluogo e la frazione? No, questo è solo la frazione però ha gli stessi problemi. La frazione c'ha già un progetto finanziato in fase di
lavori sono il secondo blocco, la demolizione di quelli vecchi e la realizzazione di un blocco. Continua. Poi c'è il parcheggio, questo in Viale Roma. Che numero è? È il numero 2, la riqualificazione urbana dell'area limitrofa al centro storico. Sì. La fognatura del Viale Gramsci, Sì. quella sarà un'altra priorità. La riqualificazione del centro storico era già un progetto previsto e finanziato con i fondi 2014. La sistemazione delle fonti di voltaia sarà quella che noi l'abbiamo messa, ma la garanzia di realizzare nel 2015 può darsi che non ci sia. La riqualificazione del parco è già insomma quello che prevedete, certo. Allora, no, questi sono già come dire, realizzabili, progetti già pronti, approvati e in fase di affinamento. La riqualificazione del parco condiviso 3 case, questo è già un progetto che dovrebbe essere imminente l'approvazione da parte dell'autorizzazione paesaggistica. Abbiamo già fatto delle ipotesi di realizzazione con struttura tradizionale oppure tutta in legno e lamellare. Questa è una valutazione che poi faremo a breve. E la riqualificazione di Piazza Dante Alighieri, allora no, perché non è piaciuta l'ipotesi progettuale. Se l'aveva fatto per Renzo Massimiliano Furzas o Santiago Calacappa. Siamo sicuri che l'avrebbero fatto? Ma siamo sicuri che l'avrebbero fatto? No. Può darsi che riguarda anche qui la migrazione il ponte di Venezia, il ponte di Venezia. riguarda anche qui le graziose battute che vengono fatte riguardo a questo ascensore della Rocca, no? Chiariamoci subito. Allora, la Rocca non è agibile come ora per nessun motivo per farci dentro delle manifestazioni, anche se ci sono fatte, a rischio finché non c'è un'altra uscita di sicurezza. E c'è soltanto un'uscita di sicurezza. Quindi bisogna intervenirci assolutamente e poi bisogna anche, almeno per la fruizione dei disabili, per vederla dal di dentro di un ascensore. Qualcuno dovrà considerare l'ascensore. È stata soltanto una forma di studio, non è stato nemmeno è stato approvato un progetto di larga massima per ottenere il finanziamento che c'era in corso, richiesto dalla Regione, per abbattere le barriere anticappate. Poi dopo vedremo, io non ci rinuncio, lo dico chiaramente, la Rocca è un bene così essenziale per il comune di Piancastagnaio che deve essere fruito e fruito bene, non fruito da pochi. Più si fruisce e meglio è. Deve essere fruito anche per altre cose che non una vista di 10 persone e basta, perché dentro ci si possono fare moltissime altre cose. Se c'è anche un'altra uscita bisognerà trovare il sistema dell'altra uscita. Io ricordo quando l'Orvieto non volevano gli orvietani di cambiare porte perché gli piacevano, poi sono state messe le porte, ora piacciono a tutti al dopo Orvieto, nuove, moderne, le fece Manzù, ci fu gli scandali da tutte le parti. Ora che la Rocca di Piancastagnaio sia meravigliosa non c'è dubbio, ci sono persone che ci hanno voluto programmare anche il sistema, c'era stato un accostamento moderno e antico che devo dire anche da quelli che si pensa più retrogradi è stata accettata, a qualcuno non è piaciuta, non tutti piacerà, comunque si faccia, a qualcuno non piacerà e se a qualcuno non piace pazienza. Ora vedremo come farlo, ancora non è stato deciso. Però Anch'io so per la perché se ognuno dice la sua in tutto il paese non si fa nulla, poi specialmente in Italia, a Piancastagnaio ben che mai. Allora, sto dicendo molti carissima cosa, la Rocca va sistemata, la Rocca va fruita, la Rocca va battute le barriere architettoniche, alla Rocca bisogna fruirla, ci vuole un'altra uscita, per cui abbiamo chiesto un finanziamento per avere questi soldi per farla, la Rocca andrà fatta. Poi piacerà più e piacerà meno, però verrà fatta, si vedrà, questo è. A tutti non si accontenta. E un po' di decisionismo ora credo che bisogna cominciare a metterci, se no non si fa niente.
No, ma a tutti piace, voglio dire, l'abbattimento delle barriere architettoniche è assolutamente una priorità, però non tutti i meravigliosi monumenti del mondo hanno la possibilità di essere fruiti da tutti. Siccome la Rocca ce la può avere, questa possibilità non gliela faremo mancare. Secondo me è uno scempio alla piazza, il progetto che ho visto io. Poi se verrà fatto qualcosa di più... Ti piace quel progetto? Quel progetto non mi piace. A me mi piace, vedi. Ecco, a me non piace. Poi non lo so nemmeno se mi piace, ma per dire, no? Ma quello non avevamo Quindi questo qui è, siccome vedo che, come ho detto prima, piace o non piace, dovrà piacere non quello, ma a chi piacerà la maggioranza lo farà, perché così è. La legge dice che le cose si fanno a maggioranza, non sempre all'unanimità. Le cose all'unanimità spesso sono le cose che vengono peggio. Quindi vorrei dire, certamente alla maggioranza, ora si vedrà, non è quello il progetto, però il progetto verrà fatto e quando verrà fatto verrà discusso e poi a maggioranza si fa, o se si fa all'unanimità anche meglio, se no si fa a maggioranza, basta farlo. La riqualificazione dei parchi comunali che sono quelli dell'area urbana. Noi si spera che la maggior parte di questi progetti siano realizzabili, ma l'obiettivo qual è? Quello di non ritornare nell'avanzo dell'amministrazione, perché nonostante siano coperti dal finanziamento, nonostante approvati, poi si ritorna l'anno prossimo saranno 500.000 già tutti vincolati per questo. Mi volevo soffermare un pochettino sui due progetti di finanza perché credo che sia l'operazione che il Comune di Biancastagnaro per la prima volta sta facendo. Tanto è un discorso che il Comune di Biancastagnaro in questa maniera risparmia perché fa fare le cose come stanno facendo moltissimi altri comuni in Italia, quindi è una cosa completamente innovativa. Noi ci troveremo un cimitero fatto senza che il Comune sborsi dei soldi. Verrà quantificato il prezzo dell'opoli e l'abbiamo già quantificata all'incirca meno della cifra per esempio che si spende ad Abbadia San Salvatore, avendo sentito i comuni limitrofi sarà inferiore alla nostra cifra rispetto a quelli degli altri cimiteri, anche se il nostro cimitero è particolare perché il progetto che viene fatto è un progetto che ci siamo trovati, che l'ha fatto anche la precedente amministrazione e quindi è ricalcato su quello, quindi è compatibile con tutto. Cioè non è che colloquio non è quello, perché solo colloquio costa tanto. Solo ci mette tutti i padri, ci mette le colonne, ci mette questo, logicamente costa di più, no? Però comunque è più basso rispetto ai loculi che vengono venduti in soldi. E fare, come ha detto Enro, 375 loculi non è poco, perché ormai eravamo a un livello di mancanza esagerata. L'altro invece importantissimo, uguale, è il progetto di finanza sul discorso della pubblica illuminazione. Se lo volete vedere, Cantone Terza, andate a vedere che lo vedete voi. Verrà fatto tutto un progetto completamente innovativo, tutto a LED, illuminando tutte le parti anche storiche del paese, eccetera, dalle fonti ai monumenti, a tutto, con un nuovo sistema di luce, quello che avete visto poi ultimamente voi impiegati a Roma, che l'hanno fatto, è diventato oggetto, no, di meraviglia per tutto il mondo, è stato presentato tutto a LED, ma LED non cinese, a LED anche vi spiego perché. No, non perché cinese, perché il LED è un LED particolarissimo. Tutte le frazioni e tutti i capoluoghi cambiate tutte le reti, cambiati tutti i quadri, cambiate tutte ampliati i posti dove c'è meno visibilità, in maniera tale che ci sia anche, dove c'è più luce c'è anche più sicurezza. Nello stesso progetto di finanza vengono inseriti quelli che saranno le telecamere con una maggiore anche questione di tranquillità dei nostri cittadini, quindi anche quello, quindi in tutte le frazioni e in tutto il comune. Come viene fatto? L'ha spiegato Eugenio, se quest'anno si spendeva 200.000 euro da dare all'Enel in bollette si spenderà di meno, cioè questi 200.000 euro non vengono buttati all'Enel come energia, vengono dati a queste società che vinceranno l'appalto in diminuzione rispetto a quelle, faranno di nuovo tutto e gli verrà data in gestione anche l'illuminazione pubblica, quindi anche i dipendenti avremo dei dipendenti in più che si faranno altre cose.
Perché ve l'ha dato in gestione? Perché con un discorso anche che sono tutti monitorati attraverso i computer, per cui se una lampadina si spegne non è come oggi che viene riparata magari dopo 10 giorni, ma nel giro di 24 ore viene riparata. Il LED è un LED particolare per cui più LED sono buoni meno manutenzione hanno bisogno di fare, e quindi ne avremo un miglioramento di questo tipo. Anche questo, dagli ultimi contatti con quelli che sono gli operatori, sembra che prima della fine dell'anno iniziano lavori, quindi questo è il discorso. Queste sono due opere grandi, importanti. Quindi questo dovrebbe comportare, a parte il prossimo anno ci sarà, ma anche una riduzione della tassa, i famosi servizi, la tassa sui servizi a domanda individuale, che poi per l'altro noi non la applichiamo, perché venendo ad abbassarsi il riparto Però si può passare lì. Tutte volte noi mettiamo non si può passare lì, ma detto bene. No, c'era una questione che volevo sapere, perché ora parlandoci chiaro bene, i project financing non è che hanno proprio la straordinaria dimostrazione di sé dove sono stati fatti, però sono un buono strumento se si sta attenti però nelle questioni. Allora qui la cosa da tenere in conto non è tanto il risparmio del comune quanto il risparmio dei cittadini. Bisognerebbe tenere bloccato il costo iniziale dell'opera e sta attenti a questo tipo di aspetto, perché se quelli lì i conti non ritornano oppure c'è un flusso che si riduce, che si altera e ti aumentano la questione, allora abbiamo fatto un buon affare noi come comune, ma non bene il nostro dovere. Questo è Io questa raccomandazione Da un prezzo stabile e blindato, questo è successo anche per 15 anni dopo, secondo i propri codici. io ho detto soltanto una considerazione che No. sarà doveroso fare. Chi approva? Posso un intervento? Allora, sì, di questi progetti del 15, chiaramente quello del cimitero era già previsto e insomma, ci sembrano incongrui l'illuminazione. Quello che però qualcuno di queste cifre a me sembra un po' incongruo. Per esempio, i 500.000 euro della riqualificazione dei parchi comunali mi sembra una cifra un po' troppo sproporzionata per una qualificazione. I 230.000 sui 230.000 della piazza Dante, insomma, esprimerei qualche dubbio. Non c'è nemmeno un euro, nemmeno una cifra, seppure modesta, per il palazzo comunale, né per la manutenzione né per altro, con qualunque altro intervento. Che la rocca vada fruita non si discute, che è un bene del comune, il Palazzo Borbon è proprietà del comune e non bene del comune e quindi di noi cittadini, non è come gli altri monumenti. Quindi credo che debba essere 400.000 euro per i parchi avrebbe potuto bastare e 100.000 euro potevano essere impiegati per mantenere il monitoraggio, non anche il monitoraggio, quindi per avere certezza se ci sono degli spostamenti, se c'è qualche cosa che si muove, per mantenere l'aspetto esterno. Quindi sarebbero comunque bastati anche ai banchi del capoluogo. E ora sulla rocca chiaramente l'abbattimento delle barriere architettoniche, così come è stato presentato, a me sembra molto, tra l'altro, perché arriva quell'ascensore arriverebbe soltanto al terrapieno. E la rocca è tutta da vedere, dal terrapieno in poi è tutta da vedere. Capisco la necessità delle fughe, capisco. Credo che magari in altra posizione, soprattutto in altra posizione si possa pensare. Per il momento la sistemazione della cosa, la sistemazione del parcheggio e la sistemazione della piazza credo che si possa fare anche con una cifra inferiore e lasciare ad
ad un Calatrava che possono essere comunque criticati, che possono essere l'abbattimento delle barriere. Quindi intanto separerei, sarebbe piaciuto separare queste due cose, perché tutte e due insieme credo che non basterebbero questi per fare un abbattimento vero delle barriere, non sarebbero sufficienti. Per la sistemazione della piazza Dante e del parcheggio mi sembrano troppi. Mi sembrava doveroso, lo ripeto, sarà una delenda a Cartago, sarà doveroso, mi sembra doveroso pensare anche al Palazzo del Marchese. Giusta osservazione, in qualche modo ci si aspettava. Spiego perché. I 500.000 euro del progetto di arredo urbano era un bando per il recupero di una sorta di economie comunitarie dove non c'era limiti e dove tutto era possibile. Quindi la presentazione di un progetto di arredo complessivo di quella cifra non avrebbe comportato niente, perché era riferito solo a una richiesta finanziaria diretta ai fondi europei. Nell'esame di tutti questi progetti, ho mandato proprio oggi la comunicazione di questi progetti, hanno dovuto fare una scelta, perché tutti abbondano, quando ci sono i soldi o bandi di questo genere, tutti abbondano, hanno accettato una parte di quelli che erano le nostre proposte. Quindi riducendo quel progetto complessivo che vedeva ristrutturato tutto il paese, hanno stralciato una parte riducendo a 130.000 euro l'intervento, finanziando una parte di quelli che sono di progetto. Questo è un finanziamento che arriva, ben venga. La stessa operazione è stata fatta per le barriere architettoniche. Esce il bando, ci sono delle possibilità, che facciamo? Tiriamo, poi certe volte ci sono dei limiti dei progetti che vanno da A. Quindi anche lì che è stato fatto, imbastito una progettazione per arrivare a mettere il cappello sulle possibilità di essere finanziati sulla finalizzazione di barriere architettoniche. Quindi l'osservazione poteva essere investita una quota minore anche per altre cose. Teniamo presente che il piano delle opere pubbliche è riferito solo a progetti e iniziative oltre i 100.000 euro. Quindi insieme a questo c'è poi la programmazione di tutta una serie di lavori al di sotto dei 100.000 euro che non va nel piano delle opere pubbliche. Quindi tutto ciò che è sotto fa parte della programmazione comunale, che non è inserita però in questo elenco di perché non è inserita sono sempre opere, ma non sono oggetto di piano triennale delle opere pubbliche, perché questo poi va inserito nel sito. 50.000 euro in piazza d'Arte, come si fa? Come orientativamente? È questo quello che si stava dicendo, è quello che serviva di sistemazione della piazza, qui il parcheggio con le accensioni, no, credo altre cose. Se no ci si sovrapponta. Oggi per esempio è arrivato un bando, quello che sta in Italia, per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, che però finanziano soltanto progetti che sono superiori dai 100.000 euro in su. L'inferiore al progetto è quello, per cui o c'è un progetto superiore o tu non chiedi nemmeno il finanziamento. Per cui Piazza Dante, lo fai o non lo fai, abbattimento delle barriere architettoniche, risistemazione di questa roba qui, a me sembra una volta ci si mettono i soldi, mancano sempre a fine progetto. Se no si fa come quelli, che se poi dopo fai le varianti e li devi andare a cercare. Se avanzano i soldi non è che si io stavo si avanza una volta Piazza Dante e Marco Simone ma in fase di progettazione, Luciano, sei meglio di me, se io ho 200.000 euro per fare investimento e poi il progetto mi viene 150.000, gli altri 50.000 si prendono e si rispendono dall'altra parte. Se però ci metto 100.000, no, ho detto sì, io c'ho 200.000, no, se no non mi
50.000, faccio uno studio, mi ricavazzano e io sono si fa un'altra cosa, non come quello che è successo a Simo. Si restituiscono, l'economia si restituisce. Come sono dei favori, non come al primo punto, ma insomma, fino c'è passato, abbiamo già dato da quel punto di vista. Per cui il discorso è in questi termini. Se io invece faccio un progetto, ci metto 100.000 euro, poi il progetto mi costa 200, allora si va nel pallone. Ad appuntare ci si indovina secondo me, poi si vede. Bene, a te per intervenire. Chi si astiene? Vota contro?